Theo van Riesenbergh si specializzò nell'utilizzo della tecnica del puntinismo con risultati sorprendenti sia nella resa della luce che nei chiaroscuri. Il puntinismo, sviluppatosi in Francia verso il 1870, si caratterizzava per la scomposizione dei colori in piccoli punti che, accostati uno accanto all'altro, davano le sfumature di colore e gli effetti chiaroscurali. Theo van Riesenbergh frequentò con successo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Gand e di Bruxelles, arricchendo le sue conoscenze teoriche e tecniche. Il suo stile pittorico ebbe un'impennata qualitativa nel momento in cui poté visionare alcune opere di Georges Seurat, che diedero inizio all'esperienza puntinista. L'artista infatti scelse di dipingere paesaggi marini e scene di gruppo con un richiamo evidente alla pittura dei colleghi francesi. Realizzò molti ritratti tracciati con estrema cura nei particolari, abbondanti di dettagli e dal taglio prospettico cinematografico. Molti nudi, immersi in una intimità a cui è concesso di sbirciare in punta di piedi. Tonalità morbide, calde. Le donne ritratte sono pacate nella posa, mai erotiche, forse intrise di una punta di malizia latente.